Buongiorno a tutti, bentornati a Parlando Liberamente, la nostra intervista settimanale con i protagonisti della politica, dell'attualità e del giornalismo. Oggi abbiamo con noi l'editorialista del giornale del Tempo, Andrea Ruggeri, che dovrebbe già essere in collegamento. Ci sei, Andrea? Buongiorno Giovanni, buongiorno a tutti. Benvenuto su Radio Libertà. Grazie. Questa settimana veramente proprio mi sono gustato l'idea di fare una chiacchierata con te. Diciamo, noi condividiamo una sensibilità liberale e libertaria, magari con qualche sfumatura diversa, se no non sarebbe tale, tra l'altro. Certo. Ma in questi giorni abbiamo condiviso, secondo me, anche l'estremo divertimento di fronte alle vette inesplorate del rosicamento a cui sta arrivando, diciamo, il mainstream italico, questo sotto mainstream, perché poi il mainstream che conta mi sembra già un po' più lucido, no? Soprattutto dall'altra parte dell'oceano. Ma qua, diciamo, l'insediamento di Trump, le parole d'ordine di Trump, i primi atti in serie di Trump li stanno facendo impazzire. Questo mi sembra, no? Il dato di partenza. Sì, e posso dirti la verità, Giovanni, è uno spettacolo un po' penoso e molto provinciale che rivela un'ignoranza di chi ha autodecretato di essere invece più colto, più moralmente presentabile, cioè la sinistra rispetto a noi volgarotti collocati nel centrodestra, appunto chi liberale, chi conservatore. Assistiamo, no, in questo dibattito lunare anche ieri sera in televisione, per cui si dice questo autoritario fascista eletto presidente negli Stati Uniti che deporta gli immigrati. Però peccato che chiunque abbia studiato un po' di American English sappia che deport non significa assolutamente deportare, ma significa rimpatriare. Stesso termine usato in dei video che io pubblico sul mio profilo Instagram. Questa è una Barack chicca, Obama. spiegacela, No, che questa è una chicca notevole. è una chicca che rivela, Giovanni, il tentativo, diciamo la verità, di falsare la rappresentazione che si ha di un paese che i commentatori italiani di sinistra non conoscono, non frequentano, dove non vanno e di cui non sanno nemmeno la lingua, agli occhi degli elettori italiani, nel tentativo di turlupinarli, niente di più. Allora, to deport, cioè fare le deportations, significa semplicemente rimpatriare i clandestini che hanno commesso reati negli Stati Uniti e che perciò sono stati condannati. È la stessa identica offerta elettorale che dei video che io pubblico sul mio profilo Instagram, nel mio piccolo, hanno visto protagonisti 10 anni fa Barack Obama e Hillary Clinton. Per loro ai tempi nessuno si sdegnava in Italia. Hanno usato la stessa parola. Identica espressione, potete andare tutti sul mio profilo, si chiama Ruggegram su Instagram e vi gustate in 15 secondi sia Barack Obama sia Hillary Clinton che usano il termine deportations, intendendo quello che oggi intende Trump, ma la cui traduzione, guarda caso per Trump, cambia agli occhi e nelle bocche dei nostri commentatori di sinistra. Per Barack Obama e Hillary Clinton valeva la giusta traduzione, cioè espulsioni, rimpatri, e per Trump invece diventano deportazioni stile nazista. Allora io francamente quando vedo questo spettacolo che piega i fatti alle opinioni preconcette e le simpatie dei commentatori in malafede o ignoranti, ancora mi incazzo, detto tra noi, perché vedo un tentativo di prendere per il culo i telespettatori e gli elettori italiani. Sì, mi sembra palese. Tra l'altro c'è da notare anche che già in campagna elettorale, parlando di questa operazione di espulsione dei clandestini, Trump citò il precedente dell'operazione che condusse negli anni 50 Ike Eisenhower al confine meridionale. Ora, dare del fascista a Ike Eisenhower mi pare un filino complicato. Un pochino complicato, tanto più perché quello che ignorano questi signori o fanno finta di ignorare è che l'America, dal nazifascismo, ha fatto, se mi passi l'espressione, un culo così. Cioè loro ci raccontano da 70 anni la balla, la favoletta, che noi siamo stati liberati a suo tempo, dopo la seconda guerra mondiale, dai partigiani con le cerbottane, ma in realtà sappiamo tutti perfettamente, basta andare, come faccio io ogni 25 aprile ad Anzio, il cimitero militare americano,
che sono stati proprio loro a prendere e dire stop all'occupazione nazifascista in cui noi ci eravamo ficcati da soli, noi che facciamo sempre quelli superiori intellettualmente rispetto a loro. Allora capisci che assistere a certe torsioni per cui in America si dice c'è un presidente fascista fa un po' ridere per chi va in America, per chi conosce l'America, per chi sa che Trump, come Musk d'altronde, sono figli del capitalismo, cioè per antonomasia un movimento fondato sulla libertà e contro ogni torsione dittatoriale, fascista compresa. Non esistono politici fascisti in America, non esistono imprenditori fascisti in America, quindi non spariamo cazzate, esiste gente che è figlia del libero mercato, della più totale libertà di iniziativa economica individuale, in una nazione dove lo Stato non è padrone di niente e i cittadini sono liberi, non sono sudditi da educare come li vuole la sinistra qui in Italia, né bancomat da cui prendere soldi in tasca, come sempre propone la sinistra in Italia. E tra l'altro mi aggancio a questa tua diagnosi per ricordare che il mandato di Musk nell'amministrazione Trump è di ridurre, come giustamente hai detto, ridurre ulteriormente in un paese dove già sono ridotti i tentacoli dello Stato, no? Allora, se noi ricordiamo il famoso aforisma di Mussolini per cui il fascismo è tutto nello Stato, niente al di fuori dello Stato, e beh, se la lingua ha un senso, parliamo di due ottiche opposte proprio. Ma certo, Giovanni, ma voglio dirti, allora, anche lo stesso Mussolini, no? Quando arrivò a fare il premier aveva una forte ostilità degli industriali, del sistema industriale italiano, per lo stesso motivo per cui Musk e Trump non sono fascisti, e cioè che la libera impresa col fascismo, non so come dire, ci va d'accordo come Superman con la criptonite. Quindi che cosa fece Mussolini? Affidò a due grandi liberali, Pantaleoni e De Stefani, il compito di tagliare la spesa pubblica, aumentare quindi di conseguenza la disponibilità fiscale media degli italiani, fare delle privatizzazioni, tutte cose molto poco fasciste peraltro. Questo per 2 anni, dopodiché poi Mussolini perse la testa, fece le leggi fascistissime e da lì sappiamo tutti poi in avanti com'è andata, motivo per cui io, e credo anche tu, non abbiamo nessuna simpatia per quel ventennio lì. Però detto neanche ciò, lontanamente, assolutamente. Esatto, cioè, però perché dobbiamo specificarlo? Perché in Italia c'è la singolare concezione, appunto anche questa è ispirata dalla sinistra, che o sei di sinistra o diversamente sei necessariamente fascista. Allora, il problema è Trump, Musk, tutti questi del fascismo hanno la stessa opinione che abbiamo io e te, cioè una follia statalista. E l'America fa quello che dovremmo fare anche noi in Italia oggi come oggi, ridurre il perimetro dello Stato, dare più libertà ai cittadini in termini di reddito, liberandolo dalle troppe tasse che si pagano in Italia, peraltro in cambio di una mazza, e regole burocratiche stupide. In America Trump e Musk, come d'altronde anche la sinistra, a eccezione di Sanders e Ocasio-Cortez, è tutta pro business. Cioè quelli che sono in fuorigioco nella storia e nella cronaca sono i commentatori e i politici di sinistra italiani, che non si sa bene che cosa siano, socialisti, comunisti, comunque contro il business. Lì in America sono tutti per il business. Certo, ma l'apoteosi di questo fuorigioco, secondo me, per cui non serviva neanche il VAR, cioè un po' fuorigioco chilometrico, è stata la gazzarra sul, metto molte virgolette, sul saluto romano di Musk, ma che ha imperversato per 48 ore e ha avuto peraltro in Roberto Saviano una delle sue punte di diamante. Ma mi spieghi cioè, il senso di questa gazzarra? Perché io non l'ho capito neanche dal loro punto di vista, cioè mi sembrava comunque troppo. È una cosa ridicola. Vabbè, come tutte le cose che dice Saviano, diciamoci la verità, cioè Saviano è una cosa intelligente che ha detto che lo risalga a 10 anni fa. Se non l'ha copiata, peraltro. Esatto. No, ma è lo stesso penoso tentativo di ammantare di fascismo quello che è diverso da loro. Cioè, Elon Musk è uno per cui parla la sua vita. È diventato, grazie a un sistema capitalista, quindi per definizione antifascista, come anticomunista, assolutamente, l'uomo più ricco del mondo facendo libera impresa. Alcuni dipendenti di Tesla, ma basterebbe parlarci se interessasse a qualcuno qui in Italia, accettarono di essere pagati in azioni anziché in salario pieno tradizionale. Oggi sono milionari. Quindi questa è gente che si è forgiata su un sistema talmente libero che appunto non concepisce minimamente certe torsioni o pulsioni stataliste o estremiste. La loro vita stessa dice che loro il saluto romano lo possono fare neanche a una festa di carnevale.
Quindi sono tentativi penosi di italianizzare gli Stati Uniti d'America, che sono un posto che, come tu ricordavi Giovanni, ha uno stato minimo e già per loro è troppo, quindi vogliono ridurlo ancora di più. Figuriamoci appunto che sono compatibili con la massima mussoliniana che tu ricordavi un minuto fa. Certo. Tra l'altro un aspetto di questa follia, che però è un aspetto secondo me particolarmente grave, perché cioè non si coglie o non si vuole cogliere la partita geopolitica di fondo, è lo psicodramma su Starlink e l'ipotesi che l'Italia si doti del sistema satellitare di Musk, che è un sistema alla iperavanguardia e che farebbe fare un salto di qualità ai nostri apparati di difesa e di intelligence oggettivo. Allora, io ho riscontrato questo. Perché c'è stato molto meno scandalo quando l'avvocato Conte stava affidando le nostre telecomunicazioni al Partito Comunista Cinese rispetto a questo? Come mai Musk dà più fastidio del Partito Comunista Cinese? Perché Musk non appoggia più la sinistra come ha fatto per una vita appoggiando i democratici. Perché agli americani la sinistra italiana non perdona di aver fatto un culo così all'Unione Sovietica, decretandone la fine e uccidendo il comunismo. Nel frattempo aveva fatto miliardi tra morti, feriti, poveri, soprattutto poveri, okay? Annullando libertà individuali. E quindi c'è questa diciamo, recrudescenza, diciamo, a sinistra di simpatie per quello che sembra essere il dragone cinese, no? Cioè la rivincita. Ecco, io francamente ti dico la verità, tra dare i miei dati alla Cina e darli anche al peggiore degli americani, sceglierò sempre di darlo al peggiore degli americani, per il semplice basilare motivo che intanto sono gli americani i papà e le mamme della nostra ritrovata libertà, come dicevamo prima, e secondo poi sono una democrazia libera e non sono una dittatura comunista, aggiungo io, scusami se sono scolacciato de merda. Quindi nessuno si sconvolse ai tempi, e dopodiché il problema vero, sai Giovanni qual è secondo me? Che noi commentiamo appunto se affidarci alla Cina o agli Stati Uniti. Domandiamoci perché Starlink non lo abbiamo fatto noi in Europa. Questo è molto interessante. Perché se l'avessimo fatto noi, anziché voler fare sempre i clienti capricciosi di altri, se facessimo anche i produttori di quello che ci serve, forse saremmo più indipendenti da tutti quanti, no? Invece non facciamo una mazza, solo regole. Cioè, come dire, tu dici questa Europa non è strutturalmente in grado di produrre qualcosa come Starlink, fondamentalmente. No, questa Europa, Giovanni, a me sembra che sia in grado di produrre soltanto regole, il più delle quali stupide. È una Europa che appunto, mentre l'America inventa, la Cina copia, sforna soltanto regole. Ecco che cosa fa l'Europa. Quindi se non ci mettiamo a capire che qui noi siamo in un grande campionato dove c'è la testa di serie numero 1 sono gli Stati Uniti, la numero 2 che sono la Cina, e noi che stiamo lì a non fare nulla, alla fine diventeremo spettatori di un duello tra altre entità e al massimo saremo o comprati da qualcuno o clienti di qualcuno, come accade anche sull'intelligenza artificiale. D'altronde ti risulta che l'Europa si sia posta il problema di produrla, con ciò proponendo al mondo un sistema valoriale europeo, la realtà imprenditoriale, uno stile di vita? No, assolutamente no. Noi stiamo lì a non fare una mazza, solo regole di cose che producono altri. Poi ci servono e dobbiamo comprare da altri, come accade con Starlink di Elon Musk. Certo, tra l'altro rischiamo di essere fin peggio di spettatori, perché non so se hai notato la reazione che a me è sembrata quasi di stizza infantile di Ursula von der Leyen, che all'indomani delle prime uscite di Trump a Davos ha sostanzialmente detto: beh, ma noi guardiamo alla Cina, apriamo alla Cina, facciamo della Cina l'interlocutore privilegiato. Non mi sembra una genialata, anche perché non so se la Cina contempla alleati alla pari, diciamo. Ma figurati, assolutamente no, ripeto, è una dittatura comunista dove non c'è il problema della pubblica opinione da convincere. Ursula von der Leyen per me è un politico abbastanza mediocre, come testimonia la composizione e della maggioranza che la sostiene e della commissione che lei ha messo in piedi. Mentre l'America dice che il Green Deal, dice quello che diciamo noi da parecchi anni, no? Il Green Deal è una trappola, lei ha la Ribera come commissario che sostanzialmente pensa che il verde, e cioè mettersi nelle mani della Cina, sia la soluzione di tutti i mali. Io francamente sono un europeista, ho sempre spinto perché l'Europa si facesse meglio capire dai cittadini italiani per, diciamo, alterare il gioco delle simpatie e delle antipatie che qui nutriamo verso di lei,
però mi comincio ad arrendere. L'Europa così com'è va semplicemente chiusa e ridisegnata, perché non è minimamente in grado di competere con, per esempio, una democrazia come quella americana, dove il neoeletto presidente in un giorno firma 100 ordini che sono esecutivi da quel momento esatto, e così cambia il gioco. Noi Sì, continuiamo scusami l'espressione veramente brutale, ma voglio farmi capire, a farci le pippe mentali sulle sciocchezze, sulla lunghezza delle zucchine e come imbrigliare le mani di chi vuole fare le cose creando lavoro, ricchezza e via dicendo. Sì, diciamo che sull'altra sponda dell'oceano non c'è il tabù della democrazia decidente, cioè, anzi si reputa che una democrazia funzionante sia decidente, fondamentalmente. Assolutamente sì, e peraltro se tu ci pensi, visto che io mi ricordo anche il nostro Presidente della Repubblica parlare della fascinazione pericolosa che incutono i regimi autoritari nell'elettorato italiano, come ci si difende? Ci si difende come fanno gli Stati Uniti, cioè essendo la democrazia decidente, efficace, efficiente, veloce, ha un costo contenuto e un altissimo tasso di libertà individuale. Solo così ci si difende dalla fascinazione dei regimi, perché tu parli con tanta gente esattamente come lo faccio io, Giovanni. Certo. Ti sarà capitato di sentir dire ma chi se ne frega se in un regime non si vota, tanto non lo faccio nemmeno qui in Italia, tanto è anche inutile farlo qui, almeno lì sono sicuro, ho poche regole chiare, non mi rompono le scatole con le tasse. Quante volte sentiamo questa frase? E la sentiamo in Europa, perché non la sentiamo in America? Perché in America quelle condizioni che la gente ascrive ai regimi ce le hanno. Mai in una democrazia. C'è questa che però postilla, è efficace, non ti rompe le palle ogni volta che puoi spostare anche solo un po' da cenere come facciamo noi in Europa. Sì, mi sembra una fotografia abbastanza definitiva. Noi facciamo un mini spot solo di 30 secondi, torniamo subito con Andrea Ruggeri. Eccoci tornati a Parlando Liberamente con Andrea Ruggeri. A breve affronterei anche il versante italiano, nel senso non del mainstream farlocco di cui abbiamo parlato finora, ma delle opportunità per il paese. Però visto che abbiamo citato il comunismo, perché non è, come dire, un fantasma della storia, è una tragedia della cronaca, perché il più grosso totalitarismo esistente oggi, quello cinese, è comunista. A proposito di eredi, diciamo, invece del comunismo, oggi ho trovato divertentissima questa cosa che c'è sul Corriere, che smentisce anni di narrazione, anch'essa farlocca, per cui Trump è o un amico o un burattino di Vladimir Putin. Perché oggi sul Corriere c'è la corte di Putin all'attacco di Trump, è un teppista di quartiere, rimpiangeremo Biden. E quindi la corte di Putin dice che tutti questi signori avevano torto. Sì, ma guarda, posso dirti, i giornali italiani, a eccezione di qualcuno, stanno recitando una cosa penosa, cioè loro vogliono, ripeto, piegare alle loro simpatie, ai loro pregiudizi, al loro credo politico che è dirigista e di sinistra, la realtà e ogni cenno della realtà che mette in campo Donald Trump, soltanto perché non è il loro normotipo. Quindi adesso il problema è dipingerlo amico di Putin. Trump è amico soltanto di una persona, di se stesso e degli americani, e quegli interessi farà. E se questo gli impone di fare un accordo con Putin, lo farà. Se questo gli impone di fare la guerra a Putin, la farà. Non veramente, posso dirti, è francamente quasi comico osservare gente, giornalisti compresi, che insomma sono una categoria, come sai, variegata, Giovanni, per usare un eufemismo, insomma, per essere gentili, variegata, che non sanno neanche dove sia sul mappamondo l'America, non hanno idea
di come funzioni la società lì. Oppure la confondono con Manhattan, diciamo. No, ma loro pensano che cioè che tu possa commentare Manhattan come commenti Figline Valdarno o Ceprano, capito? Cioè loro riducono tutto al dibattito con le loro lenti viziate dall'ideologia di sinistra con cui commentano la società italiana, peraltro sbagliando anche nella sua interpretazione di quella italiana, ma lasciamo perdere. Quindi Trump è amico semplicemente di se stesso, del primato americano che vuole difendere e mi pare di capire anche implementare. Ecco. Certo. Tra l'altro c'è un'evidenza fattuale che quando mi è capitato di far notare in TV in qualche dibattito si sollevano vespai, ma a me veramente è un dato fattuale. Gli unici 4 anni in cui Vladimir Putin non ha aggredito nessun vicino e non ha esercitato questo suo imperialismo fuori tempo massimo, sono stati 4 anni del Trump 1, qualcosa vorrà dire. Certo, ma perché lui ha un approccio Trump abbastanza, diciamo, da businessman, no? Anche in quello, perché è la sua formazione che applica la politica, cioè la deterrenza, tradotto, ti do un ceffone e poi trattiamo, ma io tratto da una posizione di forza. Il fatto che l'America possa, diciamo, esibire agli occhi del mondo che è in grado di vincere la guerra contro chiunque, anche contro tutto il mondo, diciamo, eventualmente equalizzato contro di lei, è un potere contrattuale che Trump utilizzerà. E lo utilizzerà anche con Putin, inutile prenderci in giro. Dopodiché l'approccio è chiaro, l'approccio è la guerra in Ucraina è stupida e va chiusa facendo un compromesso, come d'altronde si chiudono tutte le guerre da che è nato l'uomo. Non mi pare che ci siano altri, diciamo, di possibili, o l'annientazione o il compromesso. L'annientazione non la vuole nessuno per ovvi motivi e quindi si deve cercare un compromesso. Valutiamo quello che farà Trump nei prossimi mesi, Giovanni, ma senza pregiudizi. No, assolutamente. Tra l'altro il pregiudizio è ulteriormente surreale, cioè è interessante secondo me, non so cosa ne pensi, questa contraddizione, no? L'elite europea finora ha, diciamo, sostenuto l'Ucraina con i soldi del contribuente americano. E ora si diciamo scandalizza che il presidente americano contempli nel dossier la fine della guerra e una trattativa per imporre la pace. Cioè è proprio non credibile a monte la posizione, no, di questa elite continentale. Voglio dirti, ma tu quando Barack Obama ci dette degli scrocconi perché disse che noi stavamo nella NATO da free riders, okay, nessuno si incazzò. Perché era chic Barack. È perché Barack andava bene che lo dicesse, a Barack si concedeva tutto, ok? Ma detto ciò, Trump oggi dice la stessa identica cosa. Signori miei, vi proteggiamo da 80 anni, non fate niente, non avete eserciti efficienti, non aumentate le spese di difesa, non siete minimamente contributori, ma pretendete pure di dirci come, quanto, dove e se vi dobbiamo difendere. Insomma, che se volete disporre e decidere, contribuite. Allora, io voglio dirti questo, cioè l'Unione Europea, Giovanni, in diversi ormai decenni di esistenza non ha ritenuto di armarsi per proteggersi, non ha ritenuto di avere un esercito comune per appunto svolgere quella deterrenza anche nei confronti di un Putin che confina con noi e che oggi è amico, domani può diventare, come abbiamo visto, improvvisamente nemico, dipende dal suo capriccio. Non ha voluto allestire una politica estera comune, non ha voluto allestire una politica energetica comune con cui potessimo fare blocco e comprare a molto meno le materie prime che ci servono per dare energia nelle bollette a quel punto più economiche per i nostri cittadini. Non hanno fatto una mazza, niente. Poi ci si sveglia e si dice: ah no, però Starlink non lo voglio da Musk perché mi sta improvvisamente antipatico, perché anziché sostenere i democratici ha sostenuto il repubblicano. Ma non hai fatto niente per poter dire no a Musk, perché tu Starlink europeo non l'hai fatto, perché produci solo regole, non produci lavoro. Allora cominciamo a lavorare e a capire che noi dobbiamo essere anche, come si diceva nell'antica Roma, est unus quisque faber ipse fortune sue. Noi siamo creatori del nostro destino, non pretendiamo dagli altri di darcene uno, di proteggerlo e pure di sindacare per come lo fa, perché diciamo non voglio citare personaggi illustri del passato, ma fare i signori con i soldi degli altri, mettiamola così, è un po' troppo.
Sì, 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 decisamente. Tra l'altro questa tua ricognizione, diciamo, sull'abbaglio storico, l'inadeguatezza dell'Europa, mi sembra che ci ricordi una cosa, che è ora di dire che quella che è stata venduta come la leader illuminata ventennale del continente, cioè Angela Merkel, in realtà è stata un grande fallimento, perché il doppio binario, no, geopolitica del tubo con la Russia, per cui il fatto che no, sia cliente della Russia impedirà qualunque conflitto, e difesa a spese del contribuente americano, questa cosa alla fine è venuta a galla. Quindi Angela Merkel non era questa statista straordinaria. Probabilmente no, hai ragione tu, non era, diciamo, è stata sopravvalutata. Dopodiché per l'Europa vale quello che vale, diciamo, per l'Europa in grande vale quello che in piccolo vale per l'Italia. Noi abbiamo deciso di comprare anziché produrre e alla fine ci siamo messi mani e piedi nelle mani, per l'appunto, di quello che comunque di fatto è un leader autoritario come Vladimir Putin. Finché si è comportato bene, ovviamente è stato un ottimo fornitore di energia, ma questo gli ha dato il potere di decidere all'improvviso di iniziare a comportarsi in maniera ostile e ovviamente a noi ha messo a rischio il nostro riscaldamento. Forse era più intelligente, anziché dire no a tutto, nucleare in primis, per produrre Certo. energia pulita, facile ed economica per imprese e cittadini italiani, produrre anziché comprare. Ecco, queste cose qua, ripeto, fanno il paio con Starlink. Oggi protestano perché la cybersicurezza non si può dare a Starlink. Tu che cosa hai fatto per avere una tua autonoma cybersicurezza, caro? Nulla, un sacco di convegni, un sacco di chiacchiere, ma tu ci fai caso, Giovanni, visto che commentiamo entrambi l'attualità italiana ed europea, che noi passiamo la vita a commentare affermazioni. Il verbo della politica italiana ed europea è dire. Tizio ha detto, Tizio ha dichiarato, quell'altro ha controdetto, quell'altro ha controdichiarato. Sì, verissimo. Il verbo della politica in America è fare. Quello ha fatto e io commento. Ed è quello a cui dobbiamo arrivare, prima in Italia e poi in Europa. È una strada lunga, però in questa strada lunga sta succedendo questo, per cui ci vogliono vendere, diciamo, come un problema quella che a me pare un'opportunità, e cioè il fatto che in questo momento Giorgia Meloni al governo di centrodestra, si è visto anche plasticamente, era l'unica leader europea all'inauguration day, abbia questo canale preferenziale con la nuova amministrazione americana. Perché diavolo dovrebbe essere un problema? No, infatti è una grande opportunità che la Meloni ha avuto il grandissimo merito di sapersi ricavare da sola, perché lei ha, giustamente, perché il premier lo deve fare, ha avuto un buon rapporto con il precedente presidente americano, anche se era dei democratici. D'altronde non è che si può dire scusami, con te non ci parlo perché sei democratico, quando parli col presidente degli Stati Uniti, direi di no. Adesso Giorgia Meloni ha una grande opportunità per l'Italia e per l'Europa, nel senso che per esempio il trattato di libero scambio, che per intenderci tra America e Nord America comporterebbe, che ne so, una mamma italiana paghi la matita per il figlio 10 centesimi anziché €1, e per contro che alle aziende italiane si chiuderebbe un mercato fatto dai 450 e più milioni di consumatori più ricchi del mondo, no? Con ciò creando nuovi posti di lavoro, meglio pagati, aziende più solide e forti, offrendo anche una mentalità finalmente offensiva che forse in Italia le nostre aziende dovrebbero anche acquisire. Beh, allora Giorgia può, perché no, pensare di riaprire la trattativa che si è arenata sul TTIP, il Trattato di Libero Scambio con Nord America. Ecco, e in tutto ciò può, perché no, cercare di accorciare le distanze che ci saranno, perché ci saranno, tra chi è concreto come Trump e chi fa chiacchiere come la von der Leyen. Quindi io credo che Giorgia Meloni abbia una grande chance per sé e per l'Italia davanti a sé. Sì, sì, indubbiamente. Invece si approssimano anche delle scadenze interessanti elettorali, no? Germania, Mm. Francia. Cioè, la mia domanda è, se cambia l'equilibrio politico dell'Europa, si può ridurre anche la distanza, anzitutto di ottica, quella distanza di ottica che ci hai spiegato tu con l'altra sponda dell'Atlantico? Allora, questo Merz che minaccia, diciamo, di vincere in Germania, vogliamo fare una scommessa con i nostri ascoltatori? Facciamola. Vedrete quando verrà eletto quanto cercherà di mangiare mezzi di campo al rapporto che nel frattempo la Meloni si sarà costruita con Trump. Perché è impensabile
per un'Europa che si voglia bene e si voglia libera, non cercare di andare d'accordo con il neo presidente degli Stati Uniti d'America, da cui dipende anzitutto la nostra libertà. Quindi io credo, ripeto, per chi critica la Meloni, ma che sia l'ennesimo disperato, ridicolo spettacolo da offrire. La Meloni ha fatto benissimo ad andare da Trump, la Meloni fa benissimo ad averci un rapporto privilegiato, la Meloni fa benissimo anche all'Europa a cercare di fare da pontiere, la Meloni fa benissimo a cercare di somigliare per mentalità a Trump. Anzi, se posso permettermi una critica, è che il centrodestra attuale non gli sta somigliando per niente. Io vorrei che gli somigliasse molto, molto di più. Beh, diciamo su questione fiscale, per dirne una, Esatto. sarebbe E auspicabile. burocrazia, Giovanni, perché sempre parlando di America, ma insomma poi alla fine con risvolti nella nostra quotidianità. In America, io me lo ricordo, questo imprenditore mio amico che guardando con me un negozio sfitto a Miami mi dice: vedi quella vetrina, la differenza tra noi e voi non è il talento, perché voi ne avete anche più di noi individualmente considerati. Il problema è che io, se voglio, domani sera lì ci ho aperto già un negozio e ci comincio a fatturare e guadagnare, posso offrire lavoro e peraltro pagando di meno di quanto paghi tu un tuo dipendente lo faccio più ricco perché le tasse sono più basse. Mentre invece tu lì in Italia, in quella stessa vetrina, ci apri forse, si inoltre 1 anno e mezzo. Nel frattempo devi pagare un sacco di autorizzazioni, pagare l'affitto dell'immobile e attendere che lo Stato faccia il suo, cioè ti dia l'ok per iniziare a fatturare, quando tra 1 anno e mezzo, pagando quanto? Una valanga di tasse più che da noi. Ecco, in questa fotografia del negozio sfitto c'è la differenza tra quello che è l'America e quello che è l'Italia, ma anche quello che l'Italia è oggi e quello che potrebbe diventare se cambiassimo le cose. Io questo è quello che chiedo al mio governo, che è un governo di centrodestra, di essere più liberale e meno statalista, e allora l'Italia può tornare a volare. Non c'è dubbio. Tra l'altro, in Italia, per come è andata storicamente, diciamo appunto questo andazzo statalista, probabilmente non sarebbe nata nessuna delle big tech, perché sono nate tutte in garage abusivi e quindi sarebbero state, come dire, chiuse. Sì, ma sai, per esempio, no? Per dirtene una, Tecnogym, Nerio Alessandri, è nato in un garage in Emilia Romagna. E poi ha conquistato il mondo, quindi Certo. noi ne abbiamo di gente che ha quella mentalità, quello spirito pionieristico, quella capacità, però 1 su 100 ce la fa in Italia, mentre in America ce la fanno in 70 su 100. Allora il problema è che noi dobbiamo allestire un sistema fatto di meno tasse, meno regole, una giustizia migliore, che consenta ai tanti come Nerio Alessandri che ci sono di poter provare a fare la stessa cavalcata che molti fanno in America, perché un paese non può essere riservato soltanto ai geni, ma devi garantirti una grande medietà, cioè il fatto che anche gente non genia, ma in gamba, semplicemente in gamba, possa provare a creare lavoro. Era così diventi ricco e diversamente restiamo come siamo, cioè un paese che si scanna per redistribuire le briciole. Certo. Senti, volevo chiederti, visto che tu, oltre che un conoscitore, sei anche un frequentatore dell'America, ma i media americani sono preda della stessa isteria dei nostri giornaloni, cioè stanno raccontando il fascismo nel loro paese, anche i media mainstream? No, persino CNN, che ormai è diventata praticamente l'equivalente di Rai 3 quando c'era Berlusconi, diciamo che più o meno è quella roba lì, però persino loro si rendono conto che dare del fascista a Trump è una cosa ridicola, quindi sicuramente fanno informazione militante, ma in America c'è molto più equilibrio che non in Italia, cioè il mainstream è molto 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 ridotto, più equilibrato in C'è America. Fox, per esempio. Ma non arriva a tanto. In Italia facciamo veramente in questo momento abbastanza pena, a eccezione di qualche trasmissione che peraltro frequentiamo sia io che te, Giovanni, e che appunto ha uno sguardo più laico, ma insomma noi siamo abbastanza ridicoli, è un grande peccato. Indubbiamente. Ti volevo chiedere questo in chiusura, perché è collegato al discorso mediatico. Come mai col Trump 2 stiamo assistendo a questo anche
spettacolare, macroscopico riallineamento del mainstream, anche dei poteri anche della Silicon Valley, dai Zuckerberg in giù, cosa che non era avvenuta nel Trump 1. Cioè, dov'è la diversità? Hanno capito anche loro che il mondo ha svoltato definitivamente verso una certa direzione. E poi che in mezzo, Giovanni, la differenza è che c'è stato il Covid. Il Covid è stato, diciamo, la finestra da cui si è tentato di far rientrare il comunismo che avevamo sbattuto fuori dalla porta, e quindi il dirigismo anche sull'informazione, ma il dirigismo sugli stili di vita nostro. E questo problema ha riguardato anche l'Italia, come ricordi. Il punto più vicino al fascismo che si è toccato negli ultimi 70 anni, che se ne dica a sinistra, non è il governo di centrodestra, tutt'altro. È la gestione loro che a sinistra hanno voluto imporci durante il Covid, in cui venne il Parlamento chiuso con un tratto di penna, senza uno straccio di dibattito parlamentare, in cui andavamo avanti a DPCM senza nemmeno l'esame del Parlamento, con cui ci dicevano fai questo, fai quest'altro, non puoi fare questo, non puoi fare quest'altro, in nome di una emergenza sanitaria che aveva dei contorni molto diversi da quelli che ci hanno venduto, a reti unificate, con appunto dei comandi che puzzavano di Unione Sovietica. Lì ha rivissuto la sensazione magica per quelli di sinistra di poter trattare noi sudditi stupidi da educare secondo i loro diktat, ma contestualmente libertà zerata significa libertà di nuovo invocata, e quindi dopo la pandemia è rivissuto quello spirito di libertà individuale che oggi rende possibile, dovremmo pensarci anche in Italia, la ricostituzione di un grande partito liberale di massa. Perché questo è, Zuckerberg in America ha fatto retromarcia, prima ha preso ordini da Biden che gli diceva dirigisticamente questo lo puoi dire, certo, così, così e così. Tra l'altro lo ha raccontato in audizione al congresso, questa cosa non ha scandalizzato nessuno. Ma è incredibile, l'ha ammesso lui e nessuno dice hanno ammesso di aver venduto il più grosso editore del mondo, peraltro, perché quello è Mark Zuckerberg, oltre che un geniale businessman, ha detto candidamente, signori, io la censura che mi è stata imposta dal presidente democratico degli Stati Uniti per anni la rimuovo perché è cambiata bandiera alla Casa Bianca. Insomma, ragazzi, più chiaro di così. Tra l'altro, se vuoi però possiamo dire che quello che è stato visto come negativo, cioè che sia una palese inversione a U di convenienza, in realtà può essere un punto a favore di Zuckerberg, cioè è meglio essere un uomo di mercato che un fanatico. Certo, hai ragionissima, hai super ragione, ma infatti ragazzi, guarda, tanto sarà la dicotomia dei prossimi anni. Noi per resistere ai regimi dobbiamo rendere la nostra democrazia più efficace, efficiente e libera. Allora potremo smettere di lagnarci di essere un paese dove tutti guadagnano pochissimo, hanno difficoltà legate al caro vita, non crescono economicamente, e diventare quello che possiamo diventare, perché abbiamo le qualità per farlo, cioè una Ferrari. Oggi giriamo ancora un po' come una vecchia 500 scalcagnata. Io ti dico la verità, Giovanni, non so te, ma io mi sono un po' rotto le palle di avere tutte queste regole che mi tappano la possibilità di creare nuove idee di dapicorpo, nuove imprese, posti di lavoro pagati meglio. Io vorrei essere parte di una nazione che recupera l'ambizione a dire noi vogliamo fare più soldi, e questo si può appoggiare solo su maggiore libertà e minor peso di uno Stato che si candida a fare tutto ma non sa fare assolutamente nulla, costandoci un botto di soldi. Sì, alla fine, al netto di singole migliorie che sicuramente questo governo di centrodestra sta facendo rispetto ai precedenti, già il fatto che non siano dei tassatori compulsivi è un passo avanti, però a un certo punto devi fare una scelta radicale di modello, diciamo, questo è un po' il discorso. Sì, devi dare gas, secondo me. Io gli esorto molto i miei amici che sono al governo del centrodestra, e mi dispiace ovviamente di non esserci anche io. Li esorto a dare gas, perché effettivamente sappiamo tutti che se non ci fossero loro l'alternativa sarebbe 1000 volte peggio. Certo. Però, e per questo diciamo gli garantisce una navigazione anche tranquilla politicamente, no? Però dico, ragazzi, avete un'opportunità storica, siete lì al governo senza avversari, perché questi parlano soltanto di minoranze LGBTQ+, di vieti di fumo in mezzo alla strada, tutte cazzate liberticide. Bene, allora date gas, è la grande occasione.
Gas a manetta, via, liberate tutte le risorse che ci sono sul campo in Italia e rimettetela a volare, perché si può fare veramente, Giovanni, si può fare. Tra l'altro ora avete anche Trump al di là dell'Atlantico, quindi come dire, gli alibi sono finiti. I magistrati sono al minimo storico della loro credibilità presso gli italiani, è il momento di piallare un po' di roba. Diciamo che dopo come è finito il surreale affair Salvini, devo dire che sì, la credibilità di certa magistratura è probabilmente ai minimi termini. Ma ti rendi conto che abbiamo imbrigliato per anni un ministro che aveva dato corpo amministrativo a quello che aveva promesso, fatto al governo, condiviso pure da alcuni suoi oppositori che poi lo hanno mandato al processo? Siamo un paese, purtroppo, lo dico perché lo amo, ridicolo. O ci mettiamo il vestito buono e cominciamo a correre e allora possiamo diventare una Ferrari, oppure staremo qui a commentare sempre questo teatrino a cui parte della magistratura purtroppo concorre molto attivamente, caro mio, purtroppo. Molto, molto, e vedremo se alla fine la scelta sarà Ferrari o 500. Caro Andrea, io non so te, ma non avrei dubbi, diciamo, avendo la possibilità di comprare una Ferrari comprerei quella, non una 500. Diciamo che la risposta è nella domanda, effettivamente. Esatto. Caro Andrea, ti ringrazio molto di essere stato con noi. Grazie a te, assolutamente, è stato un grande piacere. Buona giornata, a presto. Anche a te tanto, ciao Giovanni.